Al win-win, lo sappiamo, i cuori che pulsano, che battono sono quelli dei tifosi, sono quelli di chi partecipa al più grande torneo interaziendale al mondo, ma l'anima del win-win sono i volontari. E allora andiamo a conoscerli meglio. Volontari al lavoro, lo staff del win-win è sul pezzo, come si suol dire. Allora, come stanno andando le cose in questa prima serata? Benissimo, siamo partiti stasera e adesso vediamo come va. Che cosa si prepara di buono? Perché vediamo, insomma, vi vediamo impegnati anche in panini gourmet. Esatto, panini gourmet con la novità con la mela quest'anno, la porchetta e i pomodori secchi, quindi un po' di novità quest'anno. Un motivo in più per venire a visitare, per venire qui a Rosà. Come sta andando invece il reparto fritti? Reparto fritti. Molto bene, buonasera. Siamo contenti, speriamo che la gente arriva. La gente arriva di sicuro, è già tutto pieno fuori, ma come si vive insomma questo torneo? Perché siete tutti amici in fin dei conti. Siamo tutti amici, si vive bene, si sta bene. Si mangia, ma chiaramente si beve e vediamo tutti impegnati. Noi entriamo lo stesso, anche perché dobbiamo chiedere come stanno andando le cose. Insomma, quanta birra? Tutti contenti? Abbiamo appena iniziato. C'è tempo allora per dissetare tutti? Assolutamente sì. Come stanno andando le cose? Tutto bene, dai, ci sono sempre dei piccoli pro quo, però tutto bene. Ma si supera tutto perché? Perché c'è la passione e perché voi chiaramente ci mettete tanto amore in quello che fate. Esatto. Com'è l'organizzazione? L'organizzazione è buona, ci sta, siamo un bel gruppo, siamo fiduciosi che continui così. Un saluto, una dedica particolare? Ciao a tutti, speriamo di vedervi tutti e niente, ecco. E che vinca chi fa del bene. Esatto. Un saluto a tutti da una delle anime del win-win. Un abbraccio a tutti quanti e vi aspetto a questa manifestazione numero 1. Dietro di noi sfornano pizze gourmet, poi ci sono gli hamburger, insomma non manca niente qui al win-win con Giulia Sbalchiero, che è una delle organizzatrici. Siamo proprio nel cuore pulsante del win-win, perché è qui che poi tanti volontari si impegnano e rendono possibile tutto quello che è lo spettacolo meraviglioso di questa competizione. Assolutamente, senza di loro win-win non potrebbe neanche partire. Prima riunione fatta il 3 di maggio e già il 3 di maggio i volontari erano circa un'ottantina, poi sono cresciuti a 90, 92 per l'esattezza, quindi quest'anno boom di volontari e ognuno col suo piccolo grande contributo fa andare la macchina del win-win, quindi ognuno con i propri talenti li abbiamo poi divisi tra cucina, sporzionamento, gelateria, caffetteria e ognuno porta il suo valore aggiunto anche a questo bellissimo torneo. E di risorse umane, Giulia, ne sa chiaramente qualcosa. A livello organizzativo come è stato quest'anno? Perché insomma 21 aziende sono tante e soprattutto ogni anno le aspettative crescono, perché è talmente bella l'edizione che ci lasciamo alle spalle che ci si dice chissà se si riesce a fare qualcosa in più. Assolutamente, infatti l'organizzazione è un punto cruciale del torneo e questa è fatta da parecchie persone che cercano di tirare le fila nel miglior modo possibile. La cosa che le aziende meglio di tutte possono fare è dare il loro contributo senza chiedere di più di quello che già diamo, però ogni anno c'è sempre qualcosa di nuovo da fare e cerchiamo di soddisfare tutti quanti, però le aziende ci danno una mano anche solo dando la loro disponibilità, no? Che è già tantissimo. Io mi interfaccio con gli HR delle varie aziende e facciamo squadra. Squadra quindi anche dietro le quinte, non solo quelle che vediamo in campo. E a proposito di campo, però, piccolo pronostico, o meglio, piccola indiscrezione, Giulia, per chi fa il tifo? Per i Milani? Ci gioco pure.
più richiesta qual è? Allora, anche quest'anno abbiamo le classiche pizze, prosciutto e funghi, wuster, salamino, margherita. L'importante è che siano fatte tutte con amore per lo scopo solidale dell'iniziativa, quindi siamo carichi anche quest'anno. E vi vediamo lavorare tutti con amore, con passione. La pizza è ancora più buona così? Sicuramente, questa è una grande squadra fatta di amici, di gente che si è conosciuta negli anni e quindi c'è l'entusiasmo di stare assieme, di far bene e di fare qualcosa di utile insomma per la nostra comunità. Alle mie spalle le pizze sono pronte per essere sfornate, è giusto il tempo di chiedervi insomma com'è quest'anno questa edizione, siamo partiti bene, come si lavora? Benissimo, ci siamo ritrovati di nuovo e ci divertiamo più che altro. Quindi, Una grande famiglia, non è un lavoro, è un divertimento, possiamo dirlo? Sì, esatto. Grazie. A voi. Anche quest'anno sempre presenti. Sempre presenti, non si può mancare a questa manifestazione. E allora entriamo adesso nelle cucine, come ogni anno andiamo a scoprire chi è che prepara i manicaretti e chi è che poi insomma lavora al caldo dei fornelli. Sì dai, l'atmosfera adesso primo giorno ci sta che è un po', però tutti insieme è molto bello. Io personalmente a me piace tantissimo, quindi per me non ci sono problemi assolutamente. Adesso siamo solo all'inizio, ma fra qualche giorno si entra veramente nella fase clou, nella fase calda e lì bisogna correre. Sì, quello è vero, però se ti piace una cosa la fai volentieri, cioè puoi stare anche, è caldo, è vero, non lo nego, però se ti piace una cosa non fai assolutamente fatica. Quindi l'ingrediente segreto nelle cucine del Win-Win è l'amore e la passione. Esatto, devi avere passione per fare sta roba qua. E io ce l'ho, quindi volentieri, anzi. Salsicce, hamburger, non manca niente al Win-Win. Ecco qui come si lavora, insomma, si preparano le scorte anche perché la gente è tanta. Sì, la gente è parecchia, prepariamo già, arrivano gli impasti, noi le schiacciamo in maniera che vadano meglio a cucinarle. Questo è il nostro lavoro. Ma i turni alla fine, insomma, quando finisce la giornata, si è stanchi oppure, visto che si lavora in amicizia, con passione, alla fine, insomma, la stanchezza neanche si sente? No, è vero, la stanchezza neanche la senti, è bello, se tutto assieme si fa una bella cosa per fare beneficenza e dare una mano, le squadre, tutti giocano e noi facciamo la nostra parte nelle cucine. Come sta andando? Sempre al lavoro, Giovanni è uno dei pilastri della cucina. Pilastro proprio no, comunque è un toccateo questo qua. Bistecche di cavallo, pollo, salsiccia, hamburger, insomma c'è di tutto perché bisogna alimentare la passione. Basta avere appetito, qui che fuori però. Un'altra cucina, tante altre storie da raccontare perché qui, come vedete, insomma, non ci si stanca mai, non ci si ferma mai. Come sta andando? Benissimo, guarda, sono qui nel mio harem. Data la Beato tra le donne che mi connotano, mi sembra ovvio che il mio posto è questo. Beato tra le donne. Ci sto da Dio. E insomma non c'è cucina senza passione, non c'è passione senza donne in cucina. Come sta procedendo questa serata, questa prima serata? Bene, è la mia prima volta, quindi per il momento bene. Ma il meglio deve ancora venire perché il clou sarà insomma un po' più avanti. Cioè, penso proprio di sì. Però pronti? Prontissimi. Bene, bene. Prima serata anche per te? No. Quindi qui c'è l'esperienza allora, l'esperienza di Alessia che quindi dà manforte alle sue colleghe e qui poi abbiamo, qui abbiamo le veterane, le cuoche per eccellenza del Win-Win. Cominciamo con Lucia, come sta andando? Questa è la 9ª edizione del Win-Win, prima serata e già tanta gente. Tantissima. Noi abbiamo l'esperienza del primo anno,
speriamo che continui. Quindi voi dal primo anno che cucinate e alimentate la passione, perché questo è il torneo di chi ha passione per lo sport e non solo. Giustamente. E allora adesso, sì, non vuole, ma noi la intervistiamo lo stesso. Marina, come sta andando? Grande esperienza in cucina è quello che serve. Certo, grande esperienza, un po' di pazienza e basta. Questo è appena l'inizio, perché poi insomma torneremo a fine torneo per vedere quanta, insomma, come è andata e quanta passione c'è ancora, perché è un po' faticoso. È un po' faticoso, ma è anche divertente. A noi piace. E allora, con l'entusiasmo che c'è in cucina, stavo cadendo però, con l'entusiasmo che c'è nella cucina del Win-Win, noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Guardate la gente che arriva in cucina, vengono ad assaggiare, succede di tutto live, vengono a provare la bistecca di cavallo e chissà quale altro manicaretto. Controllo qualità, e chi meglio del vice sindaco, chi meglio di lui. Buona serata a tutti.